Ben ritrovati dalla terza pagina Lezzeviro della cultura della vostra emittente di informazione preferita. L'Auditorium Mario del Monaco di Catena, gremito per una manifestazione di didattica musicale a scopo educativo assolutamente inedita. Infatti il programma ruota attorno ad un capitolo fondamentale della storia del violoncello, cioè al suo esordio come strumento solistico che si emancipa dal suo limitato ruolo di strumento di accompagnamento come il basso continuo. Dettaglio non da poco, se si pensa che in seguito il violoncello, proprio per la sua cantabilità, suavità e bellezza di gamma delle sue sonorità, è stato considerato ed è tuttora considerato lo strumento a corda più vicino alla voce umana. I compositori protagonisti di questa emancipazione furono Domenico Gabrielli, Benedetto Marcello e Antonio Vivaldi, tre grandi autori. Domenico Gabrielli, bolognese, studiò violoncello al celebre Ospedale della Pietà e fu il primo in assoluto a scrivere composizioni per violoncello solista. Magnifico il confronto tra gli altri due precursori nell'uso del violoncello, quello tra l'estro poetico armonico di Benedetto Marcello, ovvero la raccolta di 50 salmi, il quale è stato, come dire, un polemico riferimento all'estro armonico di Vivaldi, pubblicato 12 anni prima, nel 1712. È ben noto che sia Vivaldi, immenso musicista, ma di modesta estrazione, di poco più vecchio del nobile Benedetto Marcello, il quale, pur non praticando la musica come professione, vi si applicò con grande intensità e genialità. Ne sortirà un magnifico confronto in questo concerto della Opera da Camera di Venezia. In particolare Benedetto Marcello, nobile veneziano, compose una serie di 6 sonate per violoncello e basso continue, nonché una serie di 6 sonate per 2 violoncelli e basso continuo. Non da meno Antonio Vivaldi, maestro di concerti presso l'Ospedale della Pietà di Venezia, che compose per i più svariati strumenti anche con lo scopo di mettere in luce le doti delle putte, ovvero delle orfanelle dell'ospedale. Compose almeno 9 suonate per violoncello ed un corpus di una trentina di concerti per questo strumento. Il programma inizia con Domenico Gabrielli e la sua cantata per mezzo soprano e basso continuo, poi che ad Irene. Seguirà di Benedetto Marcello la sonata in si bemolle maggiore per 2 violoncelli e basso continuo, numero 5, e la sonata in sol maggiore per 2 violoncelli e basso continuo, numero 6. Seguirà il brano di Antonio Vivaldi, la sua cantata per mezzo soprano e basso continuo, Perfidissimo cor, iniquo fato. E si ritorna poi a Benedetto Marcello con la sonata in si bemolle maggiore per 2 violoncelli e basso continuo numero 3, ma un altro tra i più noti lavori di Marcello fu la messa in musica dei Salmi di Davide e appunto in conclusione del concerto un brano particolare, il Salmo 15 per mezzo soprano, violoncello e basso continuo, una delle composizioni di Benedetto Marcello, omaggio all'antichità, salmo, anzi salmi, che sono la più importante testimonianza sia della grande erudizione, sia del suo talento creativo, che per i suoi chiari riferimenti agli autori e al canto del passato, greco, armeno, ma soprattutto ebraico. È ben noto che nella primavera del 1516 a Venezia è nato, nella zona detta del getto nuovo delle fonderie, per gli ebrei tedeschi la pronuncia era ghetto, appunto il ghetto più antico al mondo. Già allora Venezia è stata luogo di salvezza dalle persecuzioni in essere contro gli ebrei
in tutta Europa e noi ne siamo fieri, ne siamo orgogliosi. Buon ascolto.
Penso sia stato un bel concerto. Grazie e buon ascolto.